Siamo sempre al Fruit Logistica, siamo col dottor Antonio Casalino del DOSIS, ovvero Distretto Orticolo Sud-Est Sicilia. Sì, 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 Salve. salve. È un distretto che raggruppa circa 90 aziende che fanno parte della filiera ortofrutticola. Quindi, oltre, principalmente sono aziende agricole, ma abbiamo anche chi si occupa di logistica, chi di formazione, chi si occupa anche degli imballaggi, insomma, e anche di vivai copriamo un po' tutta la Quante filiera aziende aggregate? ortofrutticola. Circa 90. 90 aziende 90 aziende. distribuite su una superficie. È una superficie, diciamo, totale di circa 300 ettari, che parte da Licata fino a Pachino e poi risale anche fino a Catania, abbiamo qualche altra azienda. Quando è nato il distretto? Allora, fammi precisare una cosa, sono 300 ettari di serre, che sappiamo Principalmente sono di colture serre. ad altissimo valore, alta tecnologia. Principalmente di serre, però abbiamo anche chi produce diciamo, sul terreno, ecco. Sul terreno. Dicevo, quando è nato il distretto? Ma il distretto è nato circa 15 anni fa, però un impulso notevole è stato quando circa 3-4 anni fa abbiamo ricevuto il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Sicilia, che ci ha riconosciuto come distretto. Prima eravamo un consorzio, come ce ne sono tanti. Ora siamo stati riconosciuti come distretto orticolo, quindi abbiamo anche una certa importanza. Voi curate la parte commerciale delle aziende oppure soltanto rappresentanza in contesti come questo? Ma diciamo che noi diamo alle aziende l'opportunità di partecipare a una fiera a un costo veramente irrisorio, opportunità che non avrebbero se agissero per i fatti da sole. Sì. Considerate che i costi con questo stand si abbattono per un'azienda normale di circa il 80-90%. E sono presenti qua alcune aziende con voi? Sì, quest'anno siamo state qui 5 aziende, Sicilia Gin, Forforelli, Parla Greco, Limo di Sicilia, insomma, abbiamo partecipato qua. Ma è la prima volta che siete fuori di Ibla. logistica? No, questa, almeno per quanto mi riguarda, è la quarta esperienza. È il mercato tedesco? È un mercato principale per voi? Qualcosina esportiamo in Germania, non tantissimo. Il grosso dov'è? Il grosso noi lo vendiamo in Italia e quindi questa fiera è un'opportunità anche per aprirci, diciamo, al mercato europeo. Sì. Una domanda tecnica, diciamo, c'è un bellissimo stand qua della Regione Sicilia, Sì. c'è stato segnalato anche da altri operatori. Quanto è importante per voi essere presenti in un contesto comunque così ben rappresentato con altri soggetti? No, sicuramente è importante perché già la Regione Sicilia supera quei limiti che magari una piccola azienda potrebbe avere per quanto riguarda l'allestimento dello stand, i colori, la scenografia. Qua abbiamo anche le luci, sembra di essere proprio in Sicilia. Cosa è mancato? Cosa ci vorrebbe secondo te in più che magari visto in altri stand, in altre aree regionali? In più potremmo organizzare qualcosa di folcloristico alla pari delle luminarie che abbiamo, quindi una degustazione, non dico in stile Vucciria a Palermo, ma insomma facendo un po' di caciara, ecco. Io ho visto in alcuni stand un processo, organizzano degli after hours, cioè a fine fiera danno un appuntamento a tutti gli operatori che hanno incontrato la giornata per un drink insieme. Come la vedi? Potrebbe essere una... Sì, si potrebbe fare. Noi veramente bene la degustazione che l'abbiamo fatta noi a pranzo, la mattina e a pranzo. La mattina facciamo per esempio nello stand Sicilia le pesche sciroppate, invece a pranzo avevamo le conserve di Ibla che proponevamo alle persone, le persone erano molto interessate e compiaciute. Però la renderei più calorosa, ecco, più accogliente. Anche più più accogliente, sì, organizzata, fatta anche da persone siciliane che sono più calorose magari di la gente di qua. della gente di qua. Sì. Va bene, complimenti per il lavoro Grazie mille. e in bocca al lupo per tutte le attività. Grazie. Grazie.